Quando abbiamo sulle 4 ore di pullman spezziamo il viaggio, facciamo allenamento, facciamo un'oretta e mezza di viaggio, pranziamo e poi si viaggia così, non pesa, non è pesante. Sono sempre trovato bene così e ho proposto anche questa cosa qua a Padova e i ragazzi si trovano bene. Come stanno? Stanno bene, secondo me stanno bene. Abbiamo recuperato le fatiche delle 3 partite, anche quelle mentali, e secondo me la squadra sta bene. Consapevoli che è una partita difficile sotto tanti punti di vista, no? Uno perché comunque più o meno la rosa del Varese è quella dell'anno scorso che ha giocato la finale per andare in Serie A. Forse qualcuno se l'è dimenticato, ma è così. E invece l'altro aspetto è che comunque ha dei giocatori di valore. Noi ci siamo preparati bene come abbiamo sempre fatto fino ad oggi e quindi conosciamo pregi e difetti e cercheremo di essere un pizzico più bravi di loro in alcune cose per cercare magari di metterli anche in difficoltà. Come infermeria? No, abbiamo un'infermeria a parte Barbaccari e Cuffa e il resto stanno tutti bene. Ha cercato qualcuno? Ieni ci va a giocare con la Primavera e Gallozzi perché non è... ogni volta che viene integrato nella squadra accusa sempre dei piccoli fastidi muscolari, allora forse è meglio rallentare un po' e basta. Vedremo tante novità con informazioni, nuovo. Ma io credo che non ci saranno molte novità, qualcuna perché è normale per la tipologia della partita, ma soprattutto anche per come ho visto qualche ragazzo questa settimana, ma ne ho già parlato con loro, siamo tranquilli e sereni, insomma, ma determinati. Dice qualcosa un po' sul tipo di partita che ti aspetti, nel senso che giocando contro una squadra che sempre più mancando, come dicevi tu, sicuramente i giocatori valori, saranno una squadra che aggredisce molto sulle fasce, un po' a voi. Quindi siamo specie un po' prima del tema col Cremona, la partita, no? Sì, secondo me sì, loro verticalizzano molto la ricerca dei 2 punti centrali, però sugli esterni hanno 2 giocatori di grandissimo valore come Zecchine e Nadarevic senza togliere nulla agli altri. Inoltre secondo me questa squadra rispetto a tante altre avversarie che abbiamo incontrato fino ad oggi è anche una squadra molto esperta perché ha molti giocatori di esperienza che conoscono bene la categoria e che hanno comunque un passato importante, quindi è una squadra da prendere molto, da affrontare con grande concentrazione e con grande attenzione perché hanno anche alcune situazioni dove la loro esperienza la utilizzano e come. Però mister, loro non vincono da 8 partite. Ecco, questo secondo te, dal punto di vista psicologico, potrebbe indurli a essere un po', come dire, più tesi, perché quando si sa quando una squadra vuole rompere il digiuno, magari sente di più la partita che non magari se fosse più tranquilla, se non ha l'obbligo del risultato per costo, o no? Ma questo non lo so, forse perché non ci siamo mai trovati in quella situazione, quindi non conosco i riscontri psicologici, anche se sono diversi da squadra a squadra. Il Varese ha giocatori molto bravi e quindi credo che siano anche in grado a volte con le singole giocate di poter portare dei grandi vantaggi alla squadra. Però noi abbiamo cercato di studiare benissimo questa squadra, abbiamo cercato di spiare anche le individualità che hanno nella loro squadra per cercare di chiudere quelle che sono la loro forza, quella di limitare quella che è la loro forza. E naturalmente io non
dimentico mai la forza della mia squadra, perché comunque fino ad oggi è stata una squadra che ha sempre disputato delle buone prestazioni e ha sempre comunque giocato almeno alla pari con la squadra avversaria, con tutti i nostri pregi e tutti i nostri difetti. I difetti sono sempre meno, stiamo lavorando, vedo i ragazzi che stanno lavorando con grande professionalità e proprio stanno cercando di lavorare curando i particolari, che è una cosa che a noi ci è mancato magari in quest'ultimo periodo, e quindi sono convinto che la strada che abbiamo ripreso, perché abbiamo dovuto modificare qualcosa, è la strada giusta. Cose particolari, a partire con il Cesena può essere archiviata in diversi modi, no? Cioè un pareggio oppure di tirata. Però ripensando soltanto all'episodio, il tiro di Cutolo, con 5, il palo, cioè 5 centimetri di differenza all'altezza del palo della gol, ma che corrispondono, dimmi se dico una follia, hanno da 30 metri non più di 1 millimetro di inclinazione del piede, cioè ovvero della scarpa. Stava un centimetro più interno la palla per il palo da dentro. Dico, ma da come ha calciato lui, che poi quel centimetro là vuol dire 1 millimetro o anche meno, come scarpa girato che proprio è nulla. Eppure infatti è un nulla che valeva 3 punti. Esatto, infatti noi spesso viviamo per quel palo fuori o palo dentro. La palla va sempre sul palo, però c'è differenza. Sì, perché sono poche le persone che magari apprezzano la buona prestazione o vanno a leggere all'interno di una gara le note positive, no? Perché i numeri hanno un grande valore. Io quando lavoro con la mia squadra faccio sempre notare loro i numeri, partita dopo partita, proprio per renderli consapevoli del miglioramento, perché a volte non si riescono, sono particolari così piccoli che però non vengono notati dalla gente, insomma, è un peccato. Ti riporta, per esempio? Sì, come a Modena 8 gangoli nostri contro 2, ma se uno va a leggere i numeri trova un Padova che è cresciuto sempre, costantemente. È normale che vi avevo fatto riferimento sui chilogrammi perché era più facile da capire, che quando devi perdere 20 kg i primi 15 li perdi con grande facilità e si notano, gli ultimi 5 un pochettino più difficili. Noi stiamo proprio cercando di curare questo ultimo aspetto, che sono i particolari, magari non si notano perché se tutto passa solo dalla vittoria, invece la prestazione di sabato, per esempio, secondo me quella col Cesena è stata una prestazione di altissimo livello, guardando i numeri. Poi è vero, se uno guarda solo il risultato. Senti, domande io sono a posto. La prima è che la Moccia avevi detto che doveva riposare per motivi straordinari, visto che anche è una partita contro una sua ex squadra. E la seconda è questa: chiarito un po' allora, alla luce anche di quello che dici, il discorso concestato, cioè nel senso, so già quello che hai detto dopo l'incontro che avete avuto con la squadra e via dicendo, però dal tuo punto di vista certe uscite possono essere davvero così stimolanti come ti dice lui, o possono invece, se interpretate in un certo modo, essere un po', come dire, disgreganti? Non so se mi sono Sì, ho capito. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, io ai miei ragazzi chiedo sempre di allenarsi al massimo e sono molto esigente, perché so benissimo che la prestazione è figlia di ottimi allenamenti, di una buona preparazione. Poi è normale che il fisico non può reggere 9 mesi di lavoro, anzi 10 mesi di lavoro, quindi sta a me e al buon senso, aiutato sicuramente dallo staff, a capire quando è il momento magari di spingere un ragazzo, quando invece è il momento di aiutarlo a recuperare, senza magari toglierlo dalle partite o magari altre cose. Quindi questo è il nostro lavoro. L'utilizzo del buonsenso aiuta sempre e soprattutto a volte limita gli infortuni, perché a volte gli infortuni sono figli dello stress, parlo quello agonistico, quindi mente e corpo. E noi cerchiamo sempre di essere molto attenti a questo aspetto. Infatti abbiamo una casellina degli infortunati, parlo di quelli muscolari, veramente limitatissima. Per l'altra domanda, ma io dal presidente nostro accetto tutto, perché è una persona che ha dato tutto
a questa società, è una persona che ama alla follia questa squadra, e quindi tutti i suoi sentimenti li trasmette o li espone con il cuore di un uomo innamorato, e quindi bisogna cercare di capire e accettare quello che lui dice, ma con grande serenità e soprattutto con grande rispetto, perché ripeto, gli sforzi che lui ha fatto fino ad oggi sono pazzeschi, e io credo che la piazza gli riconosca e lo rispetti e lo stimi anche per tutti questi sforzi che lui ha fatto in questi anni. Poi c'è anche una certa assuefazione, perché fa così spesso, non è che lo abbia fatto con te, ha fatto ben peggio in altre circostanze, è andato anche in spogliatoi, c'è una casistica vasta, quindi... Sì, ma ripeto, quando una persona è follemente innamorata di nel suo caso lui presidente, quindi di una squadra, i suoi sentimenti sono nel bene e nel male forti, e bisogna secondo me rispettarli. Non tutti noi riusciamo a trasmettere i nostri sentimenti nello stesso modo. Io lui lo rispetto tantissimo, e lo stimo anche perché quello che sta facendo anche quest'anno, che sta provando a fare, è di un uomo che ha coraggio, grande coraggio.